Ci vorranno alcuni giorni per iniziare i lavori di ripristino della viabilità sulla strada che collega Cismon del Grappa alla diga del Corlo. Le raffiche di vento e i nubifragi hanno provocato smottamenti su un tratto di diverse decine di metri, con la caduta di alberi di alto fusto e l'interruzione della circolazione. Siamo appena a valle del lago artificiale con la diga e la centrale elettrica dell'Enel. Quelli che vedete sono gli effetti del maltempo che circa 24 ore fa è passato in questa valle. C'era l'allerta arancione della regione e molta parte, quella più violenta, dei temporali e della perturbazione del primo passaggio si è scaricato appunto della fascia prealpina proprio qui al confine tra le province di Vicenza, di Belluno e di Trento. Le forti raffiche di vento e i danni alla vegetazione hanno avuto ripercussioni sulla rete elettrica locale. Una parte dell'abitato di Cismon del Grappa, nella zona di Via Friola, è rimasta senza corrente. Comune di Valbrenta ed Enel si stanno attivando per risolvere al più presto le criticità. Altri effetti anche sull'altra sponda, la sponda destra in località Incino, dove alcuni massi sono caduti in una strada che comunque è già chiusa da tempo al traffico veicolare. Qui siamo proprio vicini alla Valbrenta e alla statale 47, che adesso è più difficilmente raggiungibile se non con un'altra ordinanza attraverso l'abitato di Cismon. Nei prossimi giorni appunto il comune con il Genio interverrà per ripristinare la situazione e mettere in sicurezza quest'area.